Turni extra in pronto soccorso pagati 100 euro all'ora, è la prima volta che accade. Un accordo tra regione e sindacati permetterà ai medici ospedalieri già impiegati in medicina d'urgenza o in altri reparti di aderire venendo pagati come i medici assunti nel privato. Alessia Piovesà. È la prima volta che accade un'ora di straordinario in pronto soccorso pagata 100 euro lordi, quanto i liberi professionisti e gli specializzandi. È la cifra che percepiranno i medici già in servizio in medicina d'urgenza e in altri reparti. Sarà possibile fare turni aggiuntivi su base volontaria. L'accordo tra regione e sindacati è stato raggiunto, è una misura d'urgenza valida fino al 31 dicembre per tamponare però una carenza cronica. Almeno 229 posti in queste unità operative pubbliche sono scoperti in Veneto. I camici bianchi che vorranno lavorare anche in pronto soccorso potranno farlo aderendo agli avvisi per la manifestazione di interesse pubblicati dalle loro aziende sanitarie. Questi medici in arrivo, precisa la regione, verranno impiegati in ambulatori codici bianchi e attività di consulenza nei loro ambiti di competenza. Si punta a valorizzare i medici già in struttura, ha detto l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, limitando il ricorso alle esternalizzazioni, le cooperative ad esempio. La regione ha chiesto alle ULSS di dare gli stessi compensi anche ai privati, non dovranno superare i 100 euro. Un primo passo questo per arginare l'assurdo, dice il sindacato CIMO-FESMED. Il lavoro del medico dipendente vale poco più della metà di quello del libero professionista, sostiene Giovanni Leoni, segretario veneto, tra i 35 e i 60 euro lordi ora del dipendente contro i 100 del medico a gettone. L'accordo è stato possibile grazie al via libera del Ministero delle Finanze a 15 milioni e 400 mila euro. Morto per arresto cardiaco